intervenire e portare il tuo saluto, il tuo benvenuto. Sei qui con noi, non prego di avvicinare. No, ci mette molto. Noi siamo suoi ospiti, quindi è giusto che lei prenda la parola. Ospiti e quindi amici. Gli amici di Alessio sono i nostri amici, sempre così. Quindi grazie per la vostra presenza, un benvenuto e anche il saluto da parte del vescovo che mi ha telefonato, sono stato invitato, ma io non sono invitato. Sono contento perché per me, per la comunità, Alessio è stato anche un punto importante nella vita, nella storia di questo posto. Il ragazzo è stato anche qui con noi. Il rapporto è rimasto costante. Alessio fin da piccolo ha avuto questo desiderio di scrivere. Ho tenuto tra le mani proprio il regalo che mi ha fatto 34 anni fa, la sua storia, scritta a mano, in un quaderno. No. Una storia che è stata segnata da tanta sofferenza, ma da tanta anche fiducia nel Signore, sempre guardare il Signore. Ecco, e questo traspare anche nei suoi scritti, nelle sue poesie, in tutte le manifestazioni della sua vita. Sono contento per adesso. Che devo dire, riguarda la traduzione in dialetto siciliano, questa traslazione. Io dicevo domenica quando invitavo le persone a venire che la traduzione più bella sarebbe quella che facciamo noi nella nostra vita. La parola deve essere nel nostro cammino di ogni giorno. Sì, le varie lingue sono importanti, le varie espressioni, però la traduzione più bella, quella che fa cambiare il mondo, è proprio questa capacità di tradurre nella vita quello che la parola ci dice. Certo, le parole siciliane hanno una forza che talvolta l'italiano non esprime. Nelle mie omelie spesso anche cito l'espressione siciliana, per dire che una persona di poco è uno che non serve, perché la vita ha senso quando è a servizio, no? Altrimenti inutile. Oppure leggiamo rimanete nel mio amore, no? E dico rimanere non è un verbo statico, è dinamico, che è tradotto, cioè in siciliano muovete il capo, muovete all'interno di un rapporto, no? E questo è bello. Ricordo quando da giovane prete insegnavo alla scuola media, una riunione di insegnanti, c'erano le relazioni finali, quindi la relazione riguarda il profilo degli studenti, e c'era una professoressa di italiano, dice come te può mettere, guarda, è scongiuruto, poi si traduce in italiano, è impossibile, ma ci metto scongiuruto. Bene, grazie e buona ascolto.